Volite. Allora, aspetta, attivo il teleparty, così proviamo pure se funziona. Sì. Chi è? Ho detto chi è? Ma come cazzo parla a sto telefono? Allora, ecco qua. Allora, Gianmarco, episodio 6, ignoranza, nome in codice, Chris. Si può. Lui se n'è andato. Sì, basta. Come dargli torto. Vediamo un attimino stasera come procede il tutto. E come butta la situazione. Allora. A posto. Nome in codice Chris Brown. Nome in codice Chris Brown. Ecco. Ah, merci. Dai, chiedi una foto al pacemaker. Ovviamente mo è Drago Blu qua. Ok. Perché stanno colando le facce? Già, ma lui non può stare in questo universo. No, non fa parte di questo universo, sta facendo crollare tutto. Potrebbe essere. Non so come funzioni onestamente il multiverso DC, come l'ha pensato James Gunn. Ma penso che diranno qualcosa e si capirà qualcosa. Intanto abbiamo altre 3 puntate. Io penso che questa serie sarà rinnovata per una terza stagione. No, ma non penso abbia un finale effettivo sta stagione. Sono poche ancora queste puntate per sviscerare tutto il concetto qua. Questa finirà brutto pesce in mano, zio. Come Dan. Sì. E ricordiamoci sempre che Pacemaker ha un'aquila divina. Sì, un dio, sì. un dio, l'aquila un dio primordiale, proprio l'origine della stirpe di tutto. E ci vanno pure le fiamme dietro, quindi tutto questo è canonico per il nuovo corso DC. A questo punto voglio uno scontro Peacemaker contro Batman e Robin contro Eagly nel mentre. Sarebbe interessante, lo dico. Ma visto che ci sarà comunque anche il nuovo Batman di James Gunn, se prende questo mood e fa qualche serie collegata al suo universo di Batman, uno ce la guarda con piacere. Sì. Però non troppo cazzaro Batman, perché da rimane comunque Batman. Però dipende su che basi personaggi e tutto. No, dico Bruce Wayne no, se fai una serie con protagonista Bruce Wayne, là devi fare un attimo se figlia e Bocchi, quello sì. Però parlo sai che serie potrebbe fare? Una bella serie su Arkham. Spiegando anche le origini di Arkham sotto un certo punto di vista. Là ci potesse uscire una cosa bella. Chissà, prima o poi farà Big l'annuncio grosso della line-up aggiornata James Gunn, quindi sì. Tempo al tempo arriverà. No, l'anno scorso è uscito Superman, ma esce Supergirl, quindi si sta muovendo l'universo. Giusto. Stiamo per vedere la madre. La madre di Vigilante. Vabbè. Ho molta paura, lo zio, di questa signora. Sì. No, zio, è una brava persona in realtà, è il figlio con cui... No!
40. No. Signora, mi scusi, ma come ti vedo 40? Signora, ma che gioco sta? Che niente ha fatto? No. Scostumato e vergognoso. No. No, signore, beh. Come? No, che cosa hai detto? No, No. no, ma che cosa dici? No, gli ha fatto credere che era la ragazza. No, No, vigilante. non si fa. Questo non si dice. È colpa tua, è inutile che fai Hai così. detto palle, ti trovi tu in questa situazione. Appunto. Ma sì, tra fare un assalto interdimensionale e mangiare un panino prima di partire ci sta, dai. Metti che nell'altro universo non ci sono i panini. Giusto. Sì, 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 vigilante, sì. Bro. Non mi sembra il caso. Bro. Non mi sembra. 2 secondi e ti spezzo. Così, ma è esplosivo. È tutto. Soldi. Soldi, esplosivi, c'è tutto. C'è tutto. Ah no, ha preso tutto, hai preso tutto. No, bro, è peggio. Madonna mia. Ah, però è onesto almeno, dice, sono soldi Sì. comunque Lui li rubati toglie lì. dalla circolazione. Sì. Sono tutti poverissimi, quindi Sì, poverini, effettivamente. Cioè, solo una mazzetta di quelle c'hanno che saranno un l'affitto bel po', pagato per un sì. bel po'. Che cosa è questa stanza? Oh no, il collezionista. Oh signore. Sì, non. Il problema è che pure che riesci ad aprirlo, ti devi muovere. Ma mo risucchierà tutto, lo zio. Puntata multiverso stramba con tutte le varie versioni? Dai, facci questo regalo. Ma si incula tutto, ragazzi, vero? Non è una cosa buona. No. Oh no, i soldi, che No, peccato! tutto. Prendi. Non ha funzionato. Ha durato troppo poco. Sì, sì. È stato più veloce di prima il processo. Ok. Ah, già è vero che ha fatto. Sì. No, lo zio, sono totalmente fatti di coca. Vabbè. Questi sono stracolmi di coca. Sì. Però ha funzionato. Sì. No, no, le domande sugli allegatori, no. No. No, nel momento. Ma sì. Non lo sapevo. Eccolo qua, È lui, lo zio. salve. Questo poi tutte le volte esce, butta un gatto nel fuoco e se ne va. Forse se lo ciuccia e poi lo buca?
tipo succo di frutta, poi Magari sì, butta, così. va bene, vabbè, usanze della dimensione, poi non sappiamo. Basta cercare quello nell'armadietto multidimensionale. Ti ha inculato, bro, mi dispiace. Ma è un po' difficile. Oddio, potreste reggere il segnale. Giro master, bro. Non da solo, credo, però, no? Non mi diceva qua. No. No. Voleva collaborare comunque alla fine. Scusami, non avevi specificato. Tu però sei troppo nervoso. Vabbè. T'hanno ucciso dove giustificato, però Troppo. too much. Tanto oggi tornerà Amanda e glielo butterà nel culo un'altra volta. Oh, deve vedere un prigioniero a Bel Rib. Prigionieri. Tanti prigionieri. Quello è il punto. Dove cazzo sta? Non ho visto un altro da qualche parte. Vabbè. Quello è vigilante, sa Così. tutto. Vigilante, Carria. Io ammazzo, subito hanno trovato la porta. Infiniti universi, infinite possibilità. È Molto quello. vicine, vabbè. Ok, vabbè. Ok. A Troyes lo Fino a trovo, qua la vedrò. ci siamo arrivati. Ok. No, sì. No. Dai, fallo uscire, dai. Già. Ma tu che ne fai cazzo tu vuoi? Ma... Mm. Cioè, Questo quando fai uno su intrattenere in sì, D&D. ti riesce una mezza ciofeca. Anzi, una Sì. ciofeca intera. Ora non romperla però, eh. Come fai a dire di no? Per forza, così che... Ah,
è coca, non ci pensa. Già. Ma è un altro universo, cioè non è uno spirito. No, no. Un po' esagerato, no. Cazzo, Economos, no, mamma mia. È strano, non hai capito? No, stavi piangendo, Chiudiamo la puntata e possiamo testimoniare che è andata così. Diglielo. Ecco. Buonasera Regen, abbiamo fatto un pochettino più tardi stasera, scusami. Timer siamo pure un pochettino più avanti, siamo quasi a metà. Non credevamo ci fosse. Siamo a 16:12. Vedi Regen. Ok, di base sono arrivati gli altri nell'universo dove adesso si trova Peacemaker. Sì. Questo è successo finora, molte battute. Puntata tranquilla finora. Così. Scusa, pensavamo fossi a Bianca stasera, Regen, onestamente. Abbiamo iniziato anche un pochettino più tardi, che ho finito tardi io di lavorare, quindi colpa mia. Ci vediamo la 6 e la 7 e ci prepariamo domenica sera per il gran finale bello fresco. Ti manca il gran finale bello fresco. No, lo so, Regen, non ti preoccupare, lo sai, sti giorni. Oh, stiamo riuscendo a fare di nuovo live di fila. Lascia fare, lascia fare. Forse i tempi stanno tornando di nuovo in un certo modo. No, vabbè, altro universo c'è Mick Jagger come cantante di Beatles. Va bene, va bene, va bene. Ecco, ma così si trovano 1-1 e al momento potrebbe essere tranquilla la cosa. Capito, non ho capito perché si è. Ok. Esisterà un altro vigilante qui? Per forza, oggi. Io ho paura, però credo che ci sia, purtroppo. A posto, bello, col gippone, con la moto sua. Col motone. La Pismoto. Prego. E a questo punto dovrebbe passare anche lei senza problemi. Sì. Forse fa la coca. Non rompere la palla, non rompere la palla. È solo piena di cocaina alla fine. No.
Eccolo là. Eh. Lui già ha capito. Oh, subito. Regen, quando hai avviato la puntata ti dico il tempo, ti devi calcolare una decina di secondi dopo. Il timer non sono riuscito a farlo partire a tempo. Anzi, lo tolgo così non ci distrae e ci confonde. Ok, a posto, a posto. Mo qui la mamma com'è? Aspetta. Vabbè. Boh. I Cherry House. Come? Che la mamma e il Ma non padre sono credo. loro. Perché non fate neanche. Ok. Allora, la base c'è. Lui è contentissimo. C'è sempre la porta segreta. C'ha le stesse chiavi. Ma sì, raga, suo padre non è gay. Ok. Ok, che esciamo qua dentro? Vuoi vedere che è un super cattivo? Wow. Guarda il signor Reger che da quando il mod è diventato puntuale. Ragazzi, è impossibile essere puntuali col canale perché io provo a mettere gli orari fissi, ma non ci riesco. Ce la faccio. Ma si può dire quindi? Ah, è vero però, nei due universi i fumetti dell'altro Ci sono sono, canonici, è vera ci sta cosa, sono. sì, 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 è vero, è vero. Bellissimo. No, lo Zimo sono due deficienti. Sì. Tu pensavi che ci poteva essere una differenza? Qualcosa? No, sono due Sono adesso. due deficienti. Sono due adesso. Buonasera comunque, super quello. Igli hai fatto un disastro. Vabbè, Igli però. Allora, Sorella, stai parlando con l'aquila primordiale, ti ricordo. Mortadella, ragazzi. Certo, non sarà della migliore qualità, però. Bro, stai al tuo cazzo di posto. Non hai capito che quella ti perfora? Chi cazzo è? Che è andato a parlare, Rick? Chi è? Chi è? Who's that Pokémon? qualcuno della Suicide Squad? Mettiamola così. E forse qualcuno del film, magari. Si segui, si accomodi. Salve, lei è? Col signor Luthor. No, aspetta, in che Salve. Questa non me l'aspettavo. in Salve, che signor. senso? Salve. Lei che ci fa qui? Ma così è. Ma, Salve. ma Va bene. è divertente in Italia, sì, cioè, hanno fatto un bel doppiaggio. È lui. Inaspettata questa. Questa è Sposato inaspettata. ulteriore Questa è denaro. Va inaspettata. bene, Ok. va bene. 200. Ah, va boia. È del minimo con quello che hai combinato. Però. Vabbè, è troppo intelligente per perdere te. Ecco.
Stringi, te lo A sto sto dicendo. punto, E allora non me ne foto un cazzo. mm, Che poi giustamente sta zoppicante perché Crypto l'ha boffato di mazzate. meritatissime, Meritate. non ce ne dimentichiamo. Giusto. Ma quindi tu mo resti nelle... Cioè, mo fino al finale, quindi noi ti vediamo. No, aspetta un attimo, aspetta. Ma dove vai tu? No. Ma poi che ci guadagna, scusami. Allora, a sorpresa Guarda, appare zia, ha Lex sparato Luthor. cameo a Va questo punto, benissimo. mamma ci pure Superman, l'indovinato proprio bello, faccia e A sto faccia. punto va bene. Ok. Ecco, questi sui colpi di Facci scena. rubi Minchia, carbonata. minchia. Però sempre scostumata questa ragazza. C'hai 8 milioni di cocaina addosso sul giubbotto, quindi mo vediamo un attimino. Sta vomitando? Sì. E allora che mi fa? Tu mi vuoi? No, resto qua. Ho risolto il problema, ma scusami. Non lo sa nemmeno lei. Giustamente è combattuta con quello che ha passato. Ma non ti sto chiedendo questo. Esprimiti a modo tuo. Fammi capire qualcosa, fa un disegno. Fallo a modo tuo. Potremmo fare della terapia, forse, no? Magari un Proprio percorso. sinceramente innamorato. Te lo sta dicendo. Va, sfogati un pochino. Pure la sua famiglia, siamo qua. Ma è la stessa cosa. Io ho ucciso anche quello originale loro qua. Salve. Ma il giubbotto a chi su... Cioè,
Il problema è che mo l'altra andrà a lavorare. Sta vicino a Casoria, quelle parti Sì. là, mi sembra. Ok. Ecco. Oh no. Sono d'accordo. Ci sta. Ci sta. Ok, sono proprio identici, Quello stesso sembra. No e no. No. Siete identici, ma alla base siete completamente agli opposti. Ecco qua. Ah, lui è un terrorista. Perfetto. Top. Buonanotte, quelloide. Buonanotte, quello. Grazie anche a lei e famiglia. E buon Ferragosto. Si chiede l'umidol. Che c'è? Ma C'è qualcosa di... No, non penso. Non effettivamente, ma tu penso. gente di colore te ne ricordi per strada? Oddio. Anzi, non è che hanno sterminato tutte le persone di colore. Mi sta venendo un dubbio. Sì, perché comunque le origini del padre, per quanto sono violente, per quello che ha fatto, eccetera, magari c'è ancora quell'indole lì. Quindi magari non esistono le persone di colore in questa realtà. Non credo. Ah, sì. Non credo. C'è problema ora. No, oggi sì, non ci sono persone di colore in giro. No, raga, non ci credo. Ci ho preso. James Gunn, ma tu sei un fottuto genio, porca la miseria. Non ci credo. Non sono buoni per un cazzo, sono tutti delle merde. No, ma no, Porco. aspetta, c'è un problema. No, questo non è il mondo perfetto. Dovete Quindi scappare oggi subito quelli là di dalla... prima erano buoni, figli della libertà, facevano bene Per... alla Solo loro sono considerati buoni, il trio buono, perché giustamente il sono padre super Drago Bianco, nazisti. sì, 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 sì. Cazzo, sì. Cazzo. No, e che cosa gli vuoi dire? Che cosa gli vuoi dire? Scappa, cazzo, scappa. Ma nel periodo storico del politicamente corretto a cazzo è fatto inutilmente, ma vedere una cosa del genere, Bellissimo. ma che Bellissimo. e chi se l'aspettava, porca la miseria. Quindi in questo mondo Vigilante è l'unico buono. Perché Per questo, Cioè... allora, la Wow. cosa che credo voglia farci capire è questo: tu puoi vedere le cose e la società sotto una certa ottica. Sembrava tutto perfetto qua, ma c'è un dettaglio, uno, che ti fa rivalutare completamente tutto.
Però siamo onesti, non avremmo mai pensato che la cosa sbagliata fosse la Se noi mo ci stessa andiamo a Disney. rivedere tutte le parti dell'altra realtà, noi vedremo che non ci sono persone di Non ce ne colore in sono giro. mai. Però Porca non ci troia. andavi mai a pensare. Però funziona, le cose funzionano bene. Ma uno non vorrebbe dire. Funzionano No, bene che ti rincorrono per strada e poi succede quello che succede. No, già, ma non no, funzionano questo bene. no, No, figurati. no. Regan, finiamo un secondo la post Allora, credit Regen, e pausa posto, un mi attimo. assento io 2 minuti e partiamo subito con la Sì. 7. Porca la puttana, che cazzo di Wow, sì, puntata. che è bello, cazzo, che ridere. E poi c'è anche l'ex Luthor. Punto. C'era pure La l'ex mettiamo Luthor. così. La mettiamo così. Mhm. Si aggira per la casa. Allora, datemi giusto qualche minuto e torno subito. Vabbè. Ok, allora. Ah, dura pure di meno questa. Magari c'è il finalone che dura un pochettino Sì, di più. può essere secondo me. Allora, Ci siamo. e chi c'è qua? Regen, ci sei? Dacci il tuo ok, Reagan. A posto. Egli c'è. Egli c'è. Allora, io la faccio partire e faccio partire pure il timer a schermo a modo 3, 2, 1, via. Noi le bandiere le abbiamo viste in giro e quant'altro, però non ci fai caso, hai No. capito?
No, No, questo non i l'avevamo segnali visto. c'erano, però noi non li abbiamo visti. No, no. È il momento del Kung Fu. Dove sta Judo Master? Va bene. Via! Va bene, ragazzi. Comunque, vabbè, ma un murales di Hitler non vuol dire per forza che siamo, cioè, no. Stiamo facendo un po' i generalisti qui. No, questo è proprio full nazista qua. Cioè, è innegabile, c'era la Ma bandiera. forse sotto qualche punto di vista, cioè, non lo so io. Regen, per te era palese o c'è ancora qualche margine per dubitare che ci sia qualcosa che non vada in questo mondo? Ci potremmo ancora sbagliare, chi lo sa? Secondo me, bene o male, cioè, ma non lo so, magari mi sbaglio. Secondo me devono chiudere porta, falla saltare proprio in area, tu chiudi, proprio. Allora, se quello non trovi Citos è una chicca. Ok. E però a questo punto spero anche a questo punto, visto che dobbiamo vedere qua, faccio vedere pure il Judo Master di qua. Vai a vedere tipo il braccio destro di Hitler. Alla fine, quindi, in questo mondo sono tutti come il padre di Pacemaker nel mondo nostro base. Sì, Sono sì, tutti così. sì. Allora, se quello non trova i Cheetos è una chicca perché il creatore è messicano. Ah, ok, ci sta. Quindi c'è anche la versione di Igli nazista. No, non ce l'avevano. Quindi forse se i due vigilanti si capiscono un attimo su sto punto, Sì, possono andare d'accordo. Grazie James. Ecco, ok. No, no. Di base sì, il problema però è che ci sono alcune mele marce, ma questo è un altro discorso. No, si nota. Difatti già sta correndo da un bel po'. È un po' nera. Poveri, però è la figlia della Waller. Ma mo qui la Waller non è salita al potere. No. Oggi questi mo vorranno fare l'invasione dell'altro. No, questo mo è brutto, brutto problema. Ma lo zio, un incubo. È un film Sì, di Jordan Peele. sì. Oh, complimenti per il parkour. Ecco, questa è la vera oppressione, l'avere contro un Sì. certo tipo È di un etnie. incubo. Questo è quando A lui, Kung Fu. ok, Judo Master. Le Crocs nazi. Oh, grande.
Aspetta, tu mo sei quello là che proviene dallo stesso universo. Ok. Mm. Volo un po' infelice, Ah, però. ah boh, però dai, ha funzionato. Sì, è il gotto Guarda, a sto punto, portala, perché no? è gratis e Sì, teoricamente però è tu tua. devi barricare, però mo devi lottare contro tuo padre Lo e zio. contro Ma lo tuo devo ammazzare, fratello. lo zio. Aglia. Mi ho fatto un po' di acqua e cola, però vabbè. Mm. Ah, in lui c'era qualcosa di maligno. Ma lei non No, capisce che sono cattivi. no, no. Facciamo come nella prima stagione, solo che adesso non c'è solo Drago Bianco, c'è anche Drago Bianco più fratello. Vabbè, se sono come Va i bene. cazzo di Beatles e non li hai mai sentiti effettivamente strani. Ma pensa com'era il loro pacemaker e calo, sì, mamma mia, era Eh, super fascio devastante, nazi distruttore. Wow. Effettivamente lui va a combattere sempre lui contro tutti, quindi ci sì. sta. Ah. È Capita. successo. È successo. Però è onesto, ok, vabbè. Allora, questo mo è un problema. Però mo deve Igli. È stato lo spago? No, Igli. Ah, stendi lì. Oh, signora.
credo siano uguali, però quindi sono nazisti, però sono anche credenti. Nazi credenti. Hanno conquistato e fottuto le menti di tutte, possono fare quello che vogliono. Ma questo è Scorabeo, bello Scorabeo. Ok, va bene. Va bene. È un mondo particolare comunque, devo dire la verità. La moto comunque, devo dire la verità, c'ha un certo stile. Eh. Sì. Sono... Cazzo, si dovrebbero sentire da 1 chilometro. Addirittura. Ecco, si sta lasciando un pochettino andare. Dai, devi tornare indietro, Peacemaker. Dai. Beh, questo è un ulteriore motivo. Già c'è quello di prima, ma ne hai uno anche bello grosso. Nel mondo nazi, a prescindere, no, ma non si può fare questa cosa. Quindi hai tutte le motivazioni per andartene da qui. Ma non... cioè, tu Un missilino, qualcosa? No, a posto. E boh? Però c'hai i missili sulla moto. È arrivato Paparino. Ah, giusto, che non devono... Sì, sì. 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 Cazzo. Tu mi credi che ti stanno dando una mano? Aspetta un attimino. Aspetta un attimo. Non conosco il personaggio. Ok. Forse stava pure lui in Superman, può essere? Ah, questa è la stanza. Bello. Ah, mi pare che lui era quello che dava i comandi con l'ex a Ultraman. Appunto. Ha ragione, che cazzo vuoi? Tanto se non lo faccio sempre qua dentro devo restare. Non è un problema. Appunto, ha ragione, oggettivamente. C'è il potere di Lex Luthor. Ho fatto una domanda. Cioè, ha solo avviato il coso, porca troia. Eccolo là. Perché questo viene in realtà è tutta aliena. Mm, mm, mm.
non sapeva che fosse una dimensione di nazisti. Gli mancava un dettaglio, un dettaglino. Un dio verde. Dai, Judo Master, passa dalla parte dei buoni, Judo Master, dai. Vieni a con la mano. Dai. Anzi, alla fine i problemi sono quelli. Poi alla fine aspetta un attimo. scorbutico. C'è qualcuno. Sì, di notte ti riesci a muovere meglio, mi sa. Mo' arriva l'incubata, Oddio, ma no, non funziona. Non funziona. Non funziona. Wow, già ti ha predictato. Va bene. Che amico di merda. John. No, capito? Mi ha pushato. Che devo fare? Poliziotto buono e poliziotto cattivo, ragazzi. Sì. Io ti ucciderò. Oh no. Adesso arrivano tutti e due i vigilanti. Allora, calmi e sangue freddo. Who's that? Ah, tu qua sei ancora vivo. Giustamente ci può stare. Sì. La scena si ripete. Però in versioni opposte. Ehi. Sì. Vabbè.
State giocata bene, vero? Bravo. Io non ho detto che tu hai torto. Vieni col mandato e ti faccio entrare. Lui serve solo un attimo, un po' di tempo per capire la situazione. Sì. Da là, chiudi porta, fatto finito. Easy. Ok. Oh signore. Ok. Già. Perché lui è Cobra Kai. Non credo. Sono in due adesso a passo non ce la fa. Ne sono due adesso, quello è il problema. Signore benedetto. Bro, è normale. Ehi. Vabbè. Uccidiamo gli sbirri. Cioè, sono cazzo di nazisti, ammazza gli sbirri. Tutti e tre penso che possano ripulire la zona molto velocemente pure. Decisamente. Cazzo, sono nazi sbirri, ammazzali. Ok. Devo fare acqua e cola. Ce n'era un po' sul fondo. No, ho visto il colorito particolare, ho detto che cos'è qua? Ed è colpa mia. Siamo pienamente d'accordo. Sì. Va bene, va bene. Sì, però cioè, il problema persiste. Madonna. No, tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. Nazista masaggio. Lui è l'opposto, lui si è dovuto adeguare nel farlo, ma in realtà è il dominio è quello, quindi tu ti devi adattare in quel caso là. No, 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 no. no, l'ho baffato di coltellate, lo zio. No, l'ha ucciso. No, lo zio ha ammazzato il drago, lo zio, no, vigilante, no. Niente, lui in ogni stagione, in qualunque universo deve morire. Vabbè, il padre deve morire ogni volta. No. No, vabbè, Era non buono, lo sapeva, non lo era poteva buono. sapere. Molto, molto più buono. No, lo zio è l'hanno abboffato di coltellate. Vabbè, lo zio, ma doppio vigilante, che cazzo vuoi fare?
È ormai andato, bro. Ormai sì. è inutile pensarci su adesso. Ormai l'hanno accettato. No! No. Ma però chi dei due è? Ah, ok, hanno colpito il nostro. Ok, ok. Lo zio. No, Limo è finita. Super Saiyan secondo livello mo diventa. Scontro fra fratelli finale? Sì. Potentissimo? Ecco. Sì. Ecco. No, non se ne va lo zio. Teoricamente non è colpa mia in realtà, bro. State chi? No. No. Oh merda! Vai Igli! Beccalo Igli! Beccalo figa! No, non gli ammazzate il fratello. No, aiuto, però così è troppo. Così è troppo, ragazzi. A forza lo vogliono fare impazzire in tutti i modi nel vedere queste cose. Ecco, appunto. Ecco. No. No, no, ma no. No. Già l'ha visto una volta. Hanno distrutto lo zio. Hanno spezzato. No, ma lui giustamente si sente in colpa per tutto. Sì, sì, Reagan. Hanno spezzato quello, cioè schizzato, non ci sta niente da fare. Sì. Minchia. Poi ci sarebbe stato un finale di stagione potenzialmente. E c'è ancora un'altra puntata. Non lo so. Complimenti a John Cena. Ok. No. Vigilante 2. Il problema è che comunque adesso sono pure da quest'altro lato. Mo se fan. Circondati dalla polizia da entrambi gli universi. Allora, di Lamo non potete tornare più e non è un peccato, mettiamola così. Però il fratello è vivo. Lui è ancora vivo, sì. Sì. Tornerà. Sì. Forse Redemption Arc a un certo punto che si convincerà che è inutile fare tutto sto male, però secondo me lui si riprenderà molto, molto cattivo. Sì. Tornerà decisamente, il modo per ritornare lo trova. Sarà complessa la situazione. Mo si costituisce. Ok. Basta Igli tanto. Allora, aspettate un attimo. Aspettate giusto 2 secondi. Ah, ok.
tornerà proprio bello pieno. Questo come, oddio, o come main antagonista nella terza. Però abbiamo ancora una puntata intera con cose che possono succedere. E che cazzo succederà nel finale? Allora, vediamo se c'è qualche novità nel frattempo. Ok, aspettate solo un attimo. Vabbè, vediamo prima di vedere qua. Grande. Povero Pacemaker. La prima volta in cui basta un episodio in meno Sì, per... potenzialmente. Sì. Mo vabbè, basi per la prossima stagione. Beh, ci sarà tanta carne a fuoco. Allora va bene, roba. noi tanto ce la vediamo domenica sera all'ultima puntata. E poi, se ce ne danno altre, noi ce ne vediamo con immenso piacere. Eh sì, effettivamente come finalino di stagione... Ci sta, strano, ma siamo sicuri che c'è la ottava puntata? Sì, siamo certi al 101%. Andiamo post credit. Non mi sembra il caso durante lo svolgimento di attività lavorative, però se te lo fanno fare... Quanto dura l'ultima puntata? Allora, per curiosità l'ultima puntata dura 58 minuti. Ok. Il pieno di Nelson. Un'ora di puntata finale, ci sta. Ok. Ci sta. A postissimo. Al bacio proprio. Oh, comunque serie devastante. Veramente, niente da ridire, anzi, ora che dovremo vedere Wonder Man da un lato, nei momenti in cui non avevamo niente da vedere, lei era già sotto. Abbiamo fatto pappogliare due stagioni e ci è andata bene, dai. Oh, sempre serie di merda, film di merda, situazioni di merda. Ah, fa mocca, una volta tanto ci è andata bene. Oh, finemmo il DC Live Action Series Universe fra il pinguino e questa. Non so tutte le altre serie live action che ha fatto, ma fine mo sta spaccando, Cioè, va benissimo così. Veramente poco da dire. Ma non mi ricordo se c'è qualche altra serie live action che è uscita e mi sto perdendo della DC. Pensi no. Il mondo nuovo non è uscito con cada serie. No. Oh, due ne fa. Poi vabbè, o Pinguino e però al momento così a livello qualitativo e quindi coerenza di storia e quant'altro, sinceramente va bene così. Uno più serio, che sia pure divertente. Se queste sono le basi per questo universo DC, ma per C Dan, ma proprio buona salute. Ma va benissimo così proprio. Allora, noi adesso stacchiamoci, ci andiamo un pochettino a riposare. Domani vediamo no se andare in live, vediamo che succede. Poi ma così ce la pigliamo la giornata. Domenica sera ci vediamo l'ultima puntata di Peacemaker. Yes. Lunedì ancora non sappiamo. Come varrà. Martedì Day One Droz di Mugenics. Quindi riusciamo a farlo. Lo proviamo in live, non so manco se in italiano se uscire, però ci mettiamo con calma e ce lo capiamo. Si fa comunque, non è un problema. E là ci facciamo un bel po' di risatine. Poi vediamo settimana prossima che cosa fare. Nel frattempo, giusto per che mi è arrivata un attimo un'email. Ok. Vedete un attimo. Regan in diretta, tutto in diretta, Regan. È arrivata un'email un attimino particolare.
Ok, aspetta. Ok, dovrebbe essere sempre quello là. Ok, il fatto delle notifiche errate. Ok, no, sembrava. Va bene, ok, tutto a posto. Va bene, Prego, allora ci vediamo domenica. Ti aspettiamo. Ci vediamo domenica sera. Noi ci mettiamo in live per le 22. Circa. Vediamo di trovarci e ci vediamo il finale di stagione. Assolutamente. Regenone, buonanotte. Buonanotte.